È confermato, il Chioggia Line, il treno del mare, tornerà a riprendere servizio sabato 5 luglio. Partendo da Verona e da Rovigo giungerà alle spiagge di Sottomarina e del Delta del Po, consentendo un viaggio confortevole rinunciando all'auto, dando la possibilità di portare con sé la propria bici. Per ogni viaggio sarà possibile trasportare 74 bici, saranno toccate le stazioni di Isola della Scala, Cerea, Legnago, Badia Polesine, Rovigo, Adria e Rosolina fino a Chioggia. Dalla stazione di Chioggia, gratuito ma su prenotazione, sarà disponibile il bus dedicato che porterà i turisti alle spiagge di Sottomarina, mentre dalla stazione di Adria sarà disponibile il bus Delta del Po Link, che si dirigerà in direzione Porto Tolle, Catiepolo e Barricata, potendo trasportare 6 bici il sabato e 20 bici la domenica. L'iniziativa è realizzata in sinergia tra Regionale Veneto Trenitalia, Infrastrutture Venete e Bus Italia Veneto ed è un esempio di intermodalità, sostenibilità e trasporto green, ricorda l'assessore regionale alle infrastrutture e trasporti Elisa De Berti. Il Chioggia Line sarà un servizio disponibile fino al 13 settembre, partirà da Verona alle 7.38 il sabato, alle 7.09 domenica e festivi. Al ritorno la partenza da Chioggia potrà essere alle 18.18 con arrivo a Verona alle 20.55 e alle 20.35, però con ultima fermata a Legnago alle 22.57. Il sabato saranno 16 i treni che accompagneranno i turisti alle spiagge dell'Alto Adriatico, incluso il Chioggia Line. Domenica e festivi i treni saranno 20, con un totale di 200 posti disponibili per le biciclette, 74 per il Chioggia Line.